e fasioi, sarde in saor, se quel che se magna redentor, coi povoetti e coi anguria, anche de vino che se penuria. Bevi se andà, questo fiacchetta, che bella giornata, andai in spiaggia. tocca vai, tacca da drio, non si sapeva in che anno che c'era partito. Dime, sì, scrocconi, tutti e due, scrocconi, sì. Va bene, a che ora ti viene un botto? Cosa sei che non ti piace? Il fegato è veneziana, va bene, non ti faccio, no? Ciao vecchio, ciao, scroccone. Fegato è veneziana. Fegato è veneziana, così impara. Però non vuol fegato. Aspetta che vada da qui di sopra. No, da qui di sopra so già andare. Da qui di fronte. Angela, ti do 3 fette di fegato per piacere che te avanza. Sì, 2-3 fette. De vedeo. De vedeo. È più buono. Sì, domani. Domani ti do in brio. In settimana. Grazie, amore. Grazie. Che generosa che sei sta gente, ti vedi? Non posso più andare fuori di porta, che giro mi tocca fare domani? Va bene, domani vediamo. Visto che sti qua via magnar e non che piace il fegato e veneziana, preparo fegato e veneziana, così si mangia un tocco di formaggio. Ingredienti: cipolle, olio, perché segue va soffritta nell'olio, e fegato di vedero. E ora cavemo e a scorza di segue così. Segue bianche perché si più adatte per il fegato e veneziana. E cominciamo a tagliarle a Julien e a Giuliana de Canareggio, è mia amica, sei ella che ha inventato sto sistema di tagliare segue. E la prossima volta, Giuliana, ti viene a tagliare segue, saveccia, perché c'è comodo arrivare tutti a torre pronta. No, perché adesso è tutto francese, no? A Julien adesso. Non può essere a Giuliana, cosa c'è? Gli altri, sempre sterofili, sempre gli altri che ad averla vinta. Mai una parola veneziana che diventa internazionale. Figa è veneziana. Cosa che amo e me tece vecce. Una delle robe che mi piace di più è usare e tece vecce, che usava mia mamma, mi ricordi. Mi non butto via i tece, a casa vecce basta farle bene. L'unica roba è che, siccome ho fatto anche il pesce qua, bisogna che cava completamente l'odore. Sapete cosa che facciamo? Scaldiamo un attimo e teccia e gli buttiamo dentro un pugnetto di salfin, così. Che buttiamo un poco di salfin e essemo solo al fuoco, così facendo il sal ne assorbe tutto l'odore del pesce. Diamo una remenata così e essemo sul fuoco, fino a mezz'ora, qualche secondo, in modo che il sal si scalda bene, il sal ruba tutto l'odore che ci resta. E una volta fatto questo, il sale lo buttiamo dentro una scaffa e versiamo l'acqua, così a teccia si è pronta per cucinare. Cominciamo col mettere l'olio nella nostra teccia che intanto si scalda, ecco, e lasciamo scaldare l'olio. Intanto vado avanti col preparare altre segue tagliare. Innanzitutto ricordiamoci di tagliare il fegato all'istarei sottili, fin, insomma a tocchi, tagliare, a Julien. Una volta tagliato, quando chi segue sega a passio, potremo buttare il fegato assieme a segue, ma ricordatevi una roba, che a segue richiede il suo tempo per essere cucinata, e il fegato che deve essere cucinato poco, altrimenti diventa duro. Vai! Che bontà, mi mangio tutta, Sammy.
Tanto gli ospiti che viene, il fegato non che piace. Si arrangia. Ah, ma guarda che roba, che meraviglia. Va a mangiare qua e teccia ste robe, chi sei adesso? Dimmi, non ti ha detto che ti viene un botto e mezzo? Sì, un botto manca 10. Che posso cucinare qualsiasi roba, basta che non sia fegato e veneziana. Va bene, io so che non ti piace. A un botto e mezzo, 40 minuti, dai, faccio due spaghetti al burro, buon di beh. Ah, va remengo. Non che piace il fegato e veneziana. Ostrega qui di fronte, magari mi vede, va bene, ma cosa sei che? Domani io compremo. Buon appetito a tutti! Fegato e veneziana, da mangiare direttamente in teccia. A Stefasioi